Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di oggi. Stupro di gruppo a Palermo, un ragazzo compiaciuto del gesto violento e pronto a colpevolizzare la vittima. Emerge questo nelle motivazioni della sentenza di condanna del giovane al tempo dei fatti minorenne che partecipò alla violenza. Si concentra sul cellulare di Angelo Onorato, la ricerca della verità sulla sua morte. Si indaga per omicidio, ma il suicidio rimane l'ipotesi più accreditata. Nessun contrasto con gli investigatori, fa sapere la famiglia. Messina, dall'autopsia sul corpo del 19enne trovato cadavere in strada sabato sera, prime conferme di morte accidentale. Il colpo di pistola sarebbe partito per errore. I panni sporchi si lavano in pubblico. A Catania flash mob e corteo in centro contro la violenza di genere. Agrigento a secco, autobotti più capaci, stop all'acqua potabile per annaffiare piante e giardini. Dopo un mese e mezzo di crisi idrica non c'è però ancora un piano strutturale. Emergenza pronto soccorso in provincia di Catania, mancano i medici. Per fronteggiare le urgenze si punta a mobilitare i camici bianchi dai reparti degli ospedali. Al via oggi la 12ª edizione di Etna Comics, il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Tra i primi ospiti Rocco Siffredi, l'attore a cui è ispirata la serie Super Sex. Il calcio, primo giorno al Catania del DS Daniele Faggiano, qui per costruire. Per il nuovo allenatore potrebbe essere questione di ore. Mimmo Toscano resta in pole. Palermo, un ragazzo compiaciuto del gesto violento e pronto a colpevolizzare la vittima. Emerge questo nella motivazione della sentenza a 8 anni e 8 mesi nei confronti del giovane al tempo dei fatti, minorenne, nello stupro di gruppo al Foro Italico. Manlio Viola. Ha perso i sensi più volte durante lo stupro di gruppo la 17enne, vittima dell'aggressione sessuale da parte di 7 giovani a luglio dello scorso anno in un cantiere del Foro Italico di Palermo. Dettagli che emergono dalle motivazioni della sentenza di condanna a 8 anni e 8 mesi dell'unico minorenne del gruppo di aggressori all'epoca dei fatti, processato a parte dal Tribunale dei minorenni nonostante nel frattempo abbia compiuto 18 anni. Il giovane resta fino ad ora l'unico condannato, gli altri 6 coimputati sono attualmente sotto processo davanti al tribunale ordinario. Una sentenza pesante alla luce dell'atteggiamento del ragazzo. Il tribunale non ha creduto al suo generico pentimento, al contrario, secondo la sentenza, il giovane avrebbe espresso chiaramente la soddisfazione per lo stupro e l'insensibilità di fronte ai gravi danni arrecati alla ragazza. Il compiacimento per l'azione compiuta risaltano con evidenza tale da non esigere esplicazione alcuna né commento, scrivono i giudici, disegnando una personalità incapace di empatia. Una condizione aggravata da un allarmante contezza della materialità del fatto e della intensità del dolo dell'imputato, scrivono ancora i giudici, considerando la condotta del ragazzo perfettamente consapevole. Il giovane, secondo i magistrati, sarebbe stato indifferente rispetto al dramma della vittima, mentre i processi di rispecchiamento ed empatia sono risultati limitati ai propri affetti, dice ancora la sentenza. Piena, infine, secondo il collegio, l'attendibilità della vittima. Nuove indagini sulle cause della morte ancora non chiare dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato. Oggi è il giorno delle analisi tecniche sul telefonino. Intanto la famiglia tiene a far sapere che non c'è alcun contrasto con gli investigatori. Manlio Viola. Si arricchisce di mistero invece di districarsi la matassa intorno alla morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Oggi è il giorno dei rilievi tecnico-scientifici sul telefonino della vittima, rilievi che verranno eseguiti nel laboratorio centrale della Polizia Scientifica a Roma. Sembra infatti che dal cellulare siano state cancellate alcune cose, alcuni file. La famiglia sta collaborando alle indagini in maniera propositiva e ha fornito agli agenti della squadra mobile i dati per accedere al dispositivo. Intanto sono stati eseguiti anche i rilievi sulle impronte trovate
sull'auto e sui vestiti dell'imprenditore. Per averne l'esito bisognerà attendere qualche giorno. Per la famiglia l'omicidio resta la pista principale da battere, ma gli inquirenti non credono al delitto e sono sempre più convinti che l'uomo si sia tolto volontariamente la vita. Secondo la moglie, l'europarlamentare DC Francesca Donato, appare però inspiegabile il cambiamento repentino dell'uomo avvenuto fra la festa al circolo del tennis la sera prima, durante la quale Angelo Onorato si è mostrato allegro e pieno di vita, e quanto accaduto poche ore dopo, la mattina di sabato, quando si sarebbe tolto la vita. È qui che si fa strada l'ipotesi dell'istigazione al suicidio. Dall'analisi del cellulare gli inquirenti attendono nuove risposte alle tante domande, fra cui proprio chi ha cancellato quei file dal telefono, se insomma sia stata la stessa vittima o se ci sia stato un intervento esterno. Intanto la famiglia, per bocca dell'avvocato Vincenzo Lorrè, torna a chiedere di limitare i voti pindarici e smentisce che esista una spaccatura, uno scontro fra la famiglia, appunto, e gli inquirenti. Dall'autopsia eseguita su Lanfranchi, il 19enne morto sabato sera a Messina, arrivano le prime conferme sull'ipotesi della morte accidentale. Un colpo di pistola partito per errore. Francesco Triolo. I primi dati arrivati dall'autopsia confermerebbero come la traiettoria compiuta dal proiettile che ha ucciso il 19enne Michele Lanfranchi sabato sera a Messina sarebbe arrivato dal basso verso l'alto. Un fatto questo che confermerebbe la tragica fatalità per la morte del giovane. L'esame sul corpo si è concluso ieri sera dopo le 22 all'ospedale Papardo, quindi l'ipotesi di una disgrazia, così come catalogata sin dall'inizio, la morte del giovane, diventa quella più probabile. Le persone che si trovavano con lui infatti avevano dichiarato ai poliziotti che stesse maneggiando incautamente una pistola 7,65 con matricola Brasa comprata qualche giorno prima e si è autoesploso un colpo all'altezza del collo. Ovviamente le indagini ancora proseguono perché non si ha alcuna chiara certezza definitiva, ma a quanto pare sarebbe questa la prima impressione. Nell'inchiesta c'è un indagato, il proprietario dell'abitazione di Via Rizzo dove è accaduto tutto sabato scorso, ed è il 40enne Giovanni Lagana, amico della vittima. Il 40enne è stato iscritto nel registro degli indagati anche come atto dovuto a sua tutela con l'ipotesi di omicidio, ma nei suoi confronti la sostituto Todaro non ha richiesto allo Stato alcuna misura restrittiva. Il magistrato ha richiesto anche un esame balistico e tossicologico per comprendere tempi, modalità e cause del decesso, la traiettoria seguita dal proiettile, la verifica di tracce di materiale biologico e anche segni di colluttazione con terzi. È ancora ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania, un sedicenne che aveva deciso di festeggiare la fine dell'anno scolastico e l'arrivo delle alte temperature con una gita sul lungomare cadendo da un'altezza di circa 5 metri. Il ragazzo ha sbattuto violentemente contro gli scogli al confine tra Catania e Aci Castello. Non è chiaro se stesse cercando di tuffarsi a mare. Il ragazzo era in compagnia di coetanei che hanno dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania che hanno effettuato il salvataggio. I panni sporchi si lavano in pubblico. A Catania flash mob e corteo contro la violenza di genere. Luca Ciliberti. Un'altra manifestazione, l'ennesima, per dire basta alla violenza sulle donne, ma la mobilitazione e la sensibilizzazione sembra non essere mai abbastanza. Stamattina a Piazza Stesicolo il flash mob "I panni sporchi si lavano in pubblico", un titolo che vuole sottolineare che le violenze non vanno più nascoste tra i muri domestici, ma vanno denunciate con forza, coinvolgendo tutta la comunità. Questa giornata è importante perché si devono sensibilizzare tutti, uomini soprattutto, per tutti gli eventi che stanno accadendo e perché giustamente non devono più accadere. Un momento di incontro, confronto, sensibilizzazione sulle dinamiche della violenza di genere a 360 gradi e sulle possibili strategie per contrastarla efficacemente. L'obiettivo è quello di far conoscere l'attività del centro famiglia, ampliare la rete di contatti e promuovere una cultura di solidarietà e sostegno nei confronti delle vittime di violenza domestica. La violenza quindi è analizzata dal punto di vista di chi la subisce, ma anche di chi la perpetra. I partecipanti successivamente si sono spostati in corteo alla Villa Bellini, teatro di uno stupro ai danni di una tredicenne avvenuto nel pomeriggio dello scorso 30 gennaio, un luogo diventato simbolo di lotta alla violenza.
E la procura di Sciacca ha concluso le indagini nei confronti della 61enne Maria Antonietta Testone, dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Era stata più volte denunciata alla magistratura da Maurizio Puccio, 64 anni, lavoratore disabile suo sottoposto. Le accuse rivolte dal dipendente alla dirigente erano state di stalking ed atti persecutori che avrebbero cagionato all'impiegato un grave stato di ansia, generandogli il timore per la propria incolumità. E sono stati arrestati gli autori di un grave episodio di violenza consumato nel quartiere di San Berillo a Catania. 3 giovani stranieri hanno accoltellato un connazionale che aveva difeso un ragazzo disabile. Simona Mazzone. Solo per aver difeso un connazionale disabile in difficoltà è stato violentemente aggredito e rapinato. È accaduto nel gennaio dello scorso anno nel quartiere di San Berillo a Catania. Un gruppo di giovani stranieri senza apparente motivo si è avventato per l'ennesima volta con calci e pugni contro un ragazzo in difficoltà, le cui urla hanno allertato un suo connazionale. Ha corso subito per aiutarlo, lo ha trovato in terra, sanguinante. Il giovane ha chiamato l'ambulanza, ma all'improvviso si è trovato gli aggressori davanti che lo hanno circondato, gettandogli spray urticante sugli occhi. Caduto a terra in 3, lo hanno rapinato di circa 300 euro e poi lo hanno accoltellato più e più volte in diverse parti del corpo fino a fargli perdere conoscenza. L'uomo è arrivato in codice rosso in ospedale, successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni, mentre le indagini della polizia hanno condotto ai 3 che sono stati arrestati e portati in carcere. Emergenza idrica ad Agrigento, fra le soluzioni individuate dal prefetto nuove autobotti e controlli antispreco. Mancano ancora le risposte strutturali. Davide Sarto. Nuove autobotti e controlli antispreco da parte delle forze dell'ordine. Dopo proteste, incontri e sit-in, l'emergenza è approdata anche sul tavolo della prefettura, in occasione di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Filippo Romano, che cerca di trovare soluzioni alla crisi idrica sempre più critica. Alle forze di polizia e ai sindaci è stato raccomandato di vigilare sugli sprechi dei furbetti che continuano a utilizzare l'acqua potabile per irrigare giardini e innaffiare piante. Ad Agrigento si rimodula la turnazione per i residenti nel centro storico. Assieme ad AICA si stanno reperendo tante fonti, tanti pozzi nel territorio della provincia di Agrigento. Nell'immediato sto vedendo se dalle scarse fonti di approvvigionamento si può aprire o aumentare il flusso attuale in modo tale che si possa arrivare a una turnazione compatibile con la vita normale ma anche con l'attività. Sindaco, arriva l'estate, sinceramente è preoccupato? Sì, sono molto preoccupato per la mia città, prima per i miei concittadini e poi anche per i turisti, ma principalmente per i miei concittadini. Il comune di Agrigento si doterà di autobotti con tubatura di almeno 70 metri per rifornire anche le abitazioni meno accessibili. Anche il carcere Pasquale De Lorenzo sarà rifornito con autobotti, ma l'acqua l'Enel si è detta disponibile a non usare la diga Castello per la produzione di energia elettrica almeno per tutto il periodo dell'emergenza, a tutto vantaggio del comprensorio agricolo tra Bivona, Cianciana e Ribera. Se la convenzione non sarà firmata a breve, interverrà il prefetto con poteri sostitutivi. Nella provincia di Catania mancano i medici nei pronto soccorso. È scaduto il contratto con le cooperative da cui proviene il personale. Per ovviare alcuni reparti degli ospedali destineranno all'emergenza parte del lavoro dei medici. Vediamo. La sanità siciliana è messa ancora una volta a dura prova. In provincia di Catania emerge la difficoltà di reperire personale medico perché i contratti con le cooperative che forniscono il pronto soccorso sono scaduti. Fatto questo che ha costretto l'azienda sanitaria provinciale di Catania a sollecitare con una circolare i direttori degli ospedali e TNEI, chiedendo per quei reparti dove già l'organico non è a pieno regime di sospendere l'ordinario per destinarlo al pronto soccorso. Per quanto riguarda la criticità legata al vuoto che si è creato nei pronti soccorsi, noi abbiamo già reclutato 12 medici di pronto soccorso con contratto libero professionale. Abbiamo fatto un incontro con il direttore del Dipartimento regionale e i commissari delle ASP di Catania, incontro nel quale abbiamo ottenuto che ci diano circa 1200 ore mensili di attività dei medici di pronto soccorso
delle altre aziende ospedaliere. La legge, fanno sapere dall'ASP, non consente di rinnovare il servizio con la ditta esterna per un anno ancora, per cui quantificando le ore dei medici con quelle aggiuntive si potrà garantire lo straordinario nei reparti. Abbiamo chiesto e certamente otterremo un aumento del budget per le prestazioni aggiuntive, col quale aumento contiamo di ottenere altre 1000 ore mensili circa di attività nei pronti soccorsi da parte dei nostri medici delle branche mediche e chirurgiche che accetteranno di fare le prestazioni aggiuntive al pronto soccorso. L'ASP assicura che non ci sarà alcun disagio per i cittadini. Intanto l'azienda sanitaria ha pubblicato un avviso straordinario che scade il prossimo 16 giugno per reperire medici specializzati e specializzandi di pronto soccorso. A Messina consegnati i lavori per la prosecuzione del porto di Tremestieri a sud, opera strategica che consentirà di convogliare tutto il traghettamento e liberare la rada San Francesco. Francesco Triolo. Dopo 2 anni di stop le ruspe sono pronte a ripartire, altri 2 anni di lavoro più il collaudo e il porto di Tremestieri dovrebbe essere concluso. Si tratta di un'opera strategica per Messina perché consentirà di liberare la rada San Francesco con il trasferimento qui a sud di tutto il traghettamento verso la Calabria. I lavori sono stati fermi per 2 anni dopo il fallimento della ditta che aveva vinto l'appalto. Adesso la consegna alla Bruno Teodoro di Capodorlando che ha rilevato i lavori e dovrà proseguire l'opera di un appalto passato da 72 a 114 milioni di euro complessivi, determinante l'intervento economico del Ministero dei Trasporti, della Regione Siciliana e dell'Autorità di Sistema Portuale. Un'opera strategica pensata tanti, forse troppi anni fa, per cercare di togliere il problema in maniera definitiva del traffico del gommato nelle arterie principali, un'opera che purtroppo, come tutte le grandi opere, ha subito una serie di ritardi legati anche alla gestione finanziaria delle aziende che si sono susseguite. Oggi è un giorno importante perché riprendiamo finalmente i lavori rispetto a un cronoprogramma che, devo dire, è stato mantenuto con tutte le lungaggini amministrative e burocratiche che spesso non dipendono solo dal Comune. Il Ministero, la Regione, l'Autorità di Sistema, il Comune di Messina siamo riusciti a dirimere una questione importantissima per un'opera strategica assolutamente prioritaria per la città di Messina. A Palermo si è concluso il progetto Panormus con gli studenti che hanno fatto da ciceroni nei principali siti culturali della città. Marco Gullà. Un progetto che va avanti da anni e che lega sempre di più i giovani studenti alla città di Palermo. Parliamo di Panormus, che prima prendeva il nome di Palermo apre le porte. Gli studenti di 79 istituzioni scolastiche in queste settimane hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dei 43 siti della città connessi al culto di Santa Rosalia. Chiese, vicoli, musei, oratori e ancora santuari, quadri, murales ed edicole votive. È un progetto antico che tende a legare la scuola alla città, a rappresentarne i luoghi, a educare i ragazzi e gli scolari al senso civico attraverso la conoscenza e la protezione della città. Quest'anno un dato in più, una dedica a Santa Rosalia e la manifestazione finale dedicata proprio a invocare la protezione e la benedizione della Santa. Oggi la conclusione del progetto nella scalinata monumentale del Teatro Massimo. Panormus ormai è un appuntamento davvero costante e partecipato che siamo giunti alla 28esima edizione. Quest'anno è la 28esima edizione e Panormus di fatto coinvolge tutta la nostra comunità scolastica perché i nostri ragazzi adottano questi siti, li fanno propri, li reinterpretano, li animano in un'ottica chiaramente di presa in carico del bene comune, del bene culturale. Quest'anno abbiamo previsto anche l'adozione di quartieri, abbiamo previsto che Panormus prevedesse interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. E i risultati non possono che essere positivi con i giovani studenti che si legano ai monumenti e ai siti culturali della città, un legame che si spera possa poi alimentarsi negli anni successivi. Percorriamo le spine verdi, sentieri che collegano i viali di Librino a Catania, non tutti illuminati e le piste ciclabili attraversate da motorini e auto. La denuncia dei residenti. Giusy Lazzara. Noi vediamo qui anche una bellissima pista ciclabile.
Nelle piste ciclabili non ci sono biciclette, ma ci sono motorini, ci sono auto. Noi siamo città, apparteniamo alla città di Catania, però non c'è un luogo dove ci sono i vigili urbani, neanche nei giorni dove c'è più frequenza, ad esempio nel Wave Park, dove ci sono più ragazzi. Non è mai venuto un vigile urbano a Librino. Nessuna bici a Librino, il mega quartiere di Catania con 70.000 abitanti. A collegare i grandi viali ci sono però 14 chilometri di sentieri, le spine verdi, percorribili in teoria a piedi o in bici, ultimati dopo 40 anni di lavoro, costo 24 milioni di euro. Percorsi che restano nell'abbandono con erbacce e spazzatura e non tutti ancora illuminati. E i ragazzi possono giocare solo quando c'è il sole, poi al buio non possono giocare più. Le spine verdi servivano proprio per far vivere il quartiere ai residenti che potevano muoversi a piedi. Voi però non vi arrendete, proponete dei trekking urbani addirittura. Sì, per far ritornare le persone a camminare e a far capire che comunque il quartiere, anche se è in questo stato, può essere fruito, anzi se partecipano a queste iniziative magari possiamo spingere di più le amministrazioni o chi di competenza a mantenere meglio le strutture che abbiamo. Librino racconta la difficoltà dei quartieri definiti periferie, ma non lontani dalle criticità del centro città. Oggi si è aperto Etna Comics, il festival internazionale del fumetto, del gioco, della cultura pop, e tra i primi ospiti della 12ª edizione c'era anche Rocco Siffredi, l'attore a cui è ispirata la serie Super Sex, che adesso porterà la sua vita anche al teatro. Eva Spampinato. In un festival del fumetto, ma anche del fumetto erotico, non potevi che essere appunto tu uno dei protagonisti, degli ospiti. Il mio primo fumetto erotico al bagno era quello dell'intimo dei cataloghi, però diciamo la verità, i fumetti erotici per me tutta la vita. Ho sognato da bambino con l'Eros di quelle immagini, veramente li conoscevo tutti, però poi passavo anche tanto tempo a collezionare proprio Tex, Zagor, Comandante Mark. La tua vita adesso arriva a teatro? Sì, arriva a teatro, sì. Mi sto preparando su questa cosa qui che trovo veramente importante, perché da quando ho smesso di fare l'attore hard, cioè di essere davanti alla telecamera, è come se mi sento compresso, ho bisogno sempre di tirar fuori qualcosa, e stavolta tirerò fuori qualcosa di molto personale, molto intimo, però sarà tutto molto reale, perché a me non piace andare a raccontare la vita di qualcun altro, però molto leggero, ci sarà anche una sorpresa alla fine. E adesso una pausa, tra poco parliamo del calcio Catania, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Il direttore sportivo del Catania, Daniele Faggiano, è stato presentato oggi allo stadio Massimino. Ha parlato di movimenti oculati sul mercato e di un allenatore che debba avere il giusto mix per guidare i rossazzurri. Marco Carli. Gli obiettivi sono positivi, devono essere. La voglia tanta, la voglia di lavorare, di poter confrontarmi con una piazza importante del panorama nazionale calcistico, e la voglia anche di lavorare con una società importante come la società di Pelligra, rappresentata da Bresciano, da Grella, che mi hanno chiamato a lavorare per loro, però la cosa principale è l'entusiasmo della città. Le prime parole di Daniele Faggiano ai nostri microfoni e in conferenza stampa come direttore sportivo rossazzurro. Per lui un contratto fino al 2026 con opzione per l'anno successivo e, come abbiamo sentito, tanta voglia di rimettersi in gioco. Confermato il ritiro di Assisi, per metà luglio il Catania vorrebbe avere pronta, a sue parole, il 60-70% della rosa. Confermata anche la sede degli allenamenti stagionali fra Massimino e Cibalino. Sulla rosa attuale del Catania si lavorerà col nuovo allenatore. Non è un lavoro semplice, più che altro pure che abbiamo a che fare con degli uomini, che siamo tutti così, ed è un lavoro, però quello che faremo lo faremo per il bene del Catania. E a proposito del nuovo allenatore, la comunicazione attesa a breve: Toscano è sempre in pole.
Ci sono anche degli altri, però Toscano è una persona che io stimo come uomo e come allenatore, per cui vedremo il da farsi. È normale che dobbiamo guardare, voi guardate solo un aspetto, noi ne guardiamo diversi. E per questa edizione del TG Sicilia ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.